Allora, torniamo alla nostra ricerca, dottoressa. Vediamo altri elementi interessanti supportati dalla slide, no? Che così ci aiuta nel comprendere. Prego. Allora, nella slide della popolazione al 22 e stimata al 42 con i tassi di crescita possiamo vedere... quindi stimata fino al 2042 praticamente, quindi un bell'arco di tempo, prego. Esatto, questa è la popolazione del 22 dell'Istat e le nostre stime al 2042 con appunto il tasso di crescita stimato. E questo dato è interessante perché appunto ci dà un'idea del trend che ci possiamo aspettare, e questo trend è in generale una diminuzione della popolazione, quindi una perdita del 2% circa in Veneto, che corrisponde più o meno a 87.000 veneti in meno. E il dato interessante è che vediamo nuovamente una forte differenza fra le province, quindi fra i territori, e le province che hanno sperimentato una diminuzione della popolazione più intensa, che abbiamo visto qualche slide fa, sono anche quelle che sono, secondo le nostre stime, destinate a perdere più popolazione rispetto alle altre, quindi di nuovo Rovigo, Belluno e poi Venezia. E questo è un dato importante perché ci dice che questi trend di spopolamento sono delle sorte di circoli viziosi, dei trend che si autoalimentano, per cui è molto importante capire come intervenire per riuscire a invertire la tendenza, se no il rischio è che i luoghi che hanno sperimentato in passato una perdita della popolazione più importante continueranno a farlo in maniera veramente intensa. Certo, tra l'altro è anche una cosa su cui riflettere, no? Perché in alcune realtà, faccio l'esempio negli Stati Uniti, sono molto di appeal per le persone anziane nei vari stati le realtà più piccole, più rilassate, più periferiche, non certo le grandi città, dove anche si può vivere una qualità di vita diversa, insomma non c'è più lo stress del lavoro, dover percorrere chilometri e così via. E noi avremo, le realtà sarebbe, non dico Belluno, i comuni di montagna, ma ci può anche stare, ma per esempio la zona di Rovigo e del Polesine, dove si è strutturata in un certo modo, puoi vivere qualitativamente in un certo modo, più piacevole che non abbarbicato in un appartamentino vecchio, magari vetusto in una città. Ma non è così, segretario, perché? Che cos'è che viene a mancare? Perché i territori devono essere attrattivi. Allora, noi abbiamo da tempo ormai, stiamo verificando che generalmente appunto le città, il caso più clamoroso da questo punto di vista è Venezia, ma non solo Venezia, in questo caso... Sì, ma Venezia è difficile, dai. Sì, no, ma intendevo non Venezia come città d'acqua, stavo dicendo appunto come terraferma, certo, sì. Quindi Mestre, per capirci, si sta spopolando, ma questo vale per quasi tutte le città. In realtà quello che appunto dovrebbe essere attrattivo sono i paesi, i borghi, quello che è diciamo, il tessuto di questo territorio. Invece vediamo che la cosa non è così. Abbiamo Rovigo che perde il 12%, Belluno che perde il 7%, Venezia, sempre città metropolitana, che perde il 5%. E quindi vuol dire che non c'è questo appeal. È dappertutto così? Io credo di no. Stamattina mi sono divertito, sapendo che venivo qua, a guardare per esempio qualche comune dell'Alto Adige che invece è in crescita ed è limitrofo alla provincia di Belluno, e quindi vuol dire che tra le realtà contano molto anche le politiche che vengono fatte, perché è vero che le persone cercano, tra virgolette, i borghi, ma cercano i borghi che siano serviti, che abbiano servizi, perché se poi hanno i figli, hanno gli anziani, hanno il lavoro, hanno bisogno di avere trasporti, hanno bisogno di avere servizi di welfare, hanno bisogno di avere... Quindi regioni, tipo regioni più ricche come il Trentino Alto Adige, a statuto speciale tra l'altro, guarda caso, stanno meglio e danno servizi più efficienti, e quindi questo per l'anziano e per le persone comunque per rendere più appetibile. Ma il problema è che noi dovremmo pensare ad dare i servizi in maniera omogenea sul territorio, complessivamente, intendo Veneto come intendo l'Italia complessivamente, non è che alla fine spezzettando in tante realtà riusciamo ad avere
un risultato migliore, anzi rischiamo di mettere in difficoltà proprio quelle realtà che sono già oggi in difficoltà. Quindi questa è la questione. Dopodiché volevo dire una cosa che in realtà dovevo dire in premessa: è evidente che noi come CGIL, come sindacato pensionati, abbiamo da tempo una convenzione con l'IRES e utilizziamo l'IRES come istituto di ricerca su tutta una serie di tematiche che vanno dalle politiche industriali alle politiche di welfare, alle situazioni appunto della demografia e via dicendo, perché crediamo che le cose che diciamo e che chiediamo debbano essere supportate appunto anche da una ricerca e dal capire effettivamente cosa si sta muovendo in questa società. Il dato che emerge vale per questo, ma vale per esempio per la ricerca che stiamo facendo sulla sanità, sulle liste d'attesa e via di seguito, emerge che quanto il sindacato pensionati, a volte solo come CGIL, noi lavoriamo molto perché siano anche richieste unitarie, in realtà sono esattamente richieste che nascono da quelli che sono i dati che ci vengono effettivamente forniti. Più di questi dati, assolutamente sì. Dottoressa, di nuovo a lei la parola per continuare nella spiegazione della vostra ricerca. Sì, la slide subito dopo c'è la mappa del Veneto i in qualche maniera conferma quello che si sta dicendo, cioè che i tassi di crescita, dove la mappa è più scura, vuol dire che c'è un leggero aumento stimato da qui ai prossimi 20 anni della popolazione. Dove è più chiara significa che la perdita di popolazione sarà più importante, e vediamo ci conferma quello che stavamo dicendo poco fa, cioè i territori più periferici, le terre alte e la zona appunto del Polesine probabilmente saranno investiti da dei forti. Comunque l'area del Veronese, al di là di Verona città e del Trevigiano, sono messi bene. Sì, Verona anche a livello provinciale, secondo le nostre stime, è l'unica provincia che aumenterà in numero da qui ai prossimi 20 anni. E appunto, se queste mappe non le guardiamo con i nostri vicini, per esempio, come si diceva, confrontando col Trentino Alto Adige, vediamo che questi trend in realtà non sono, possono essere molto diversi in territori molto vicini fra loro. Molti comuni dell'Alto Adige hanno invertito la tendenza e stanno sia aumentando in numero di popolazione, ma anche hanno invertito la tendenza per esempio di bassa natalità, e quindi sì, sono dinamiche difficili da invertire proprio perché demograficamente però si possono invertire con dei provvedimenti ad hoc, poi si può incentivare. Il fatto stesso Padova comunque non risulta attrattiva particolarmente rispetto appunto a Verona e Treviso, insomma però Padova è l'università potrebbe trattenere tutti gli studenti, così non è, perché terminato il corso di studi se ne vanno via, quindi vuol dire che non è attrattiva in sé per sé, per esempio, no? Quindi questo è un altro aspetto. Popolazione degli stranieri, invece con la vostra ricerca si è estesa anche a questo, no? Sì, lo studio dell'andamento della popolazione straniera in Veneto ci è servito un po' per vedere appunto la dinamica anche di questa popolazione, e ci ha confermato appunto che i periodi in cui abbiamo sperimentato una crescita, questa crescita è dipesa in maniera preponderante dalle forti immigrazioni dall'estero, che appunto sono state in grado nel primissimo decennio degli anni 2000 di contrastare i saldi naturali della popolazione autoctona, che erano leggermente positivi ma molto bassi, e anche nel secondo decennio, diciamo più o meno dal 2010 ad oggi, di in qualche maniera contrastare un calo della popolazione che sarebbe stata ancora più importante se non ci fossero stati. Poi avete fatto uno spaccato appunto della popolazione prevalente, la grande maggioranza comunque Romania, all'ultimo posto abbiamo Ucraina e Nigeria, Romania e poi Marocco, insomma il secondo, però c'è un grande balzo, no? Sì, abbiamo guardato le 10 provenienze più numerose in Veneto, e insieme questi 10 paesi fanno il 70% della popolazione straniera veneta, che al gennaio 2022 è di 507.000 circa persone, e vediamo appunto che un quarto vengono dalla Romania, e a scendere
i paesi insomma, che sono riportati in una considerazione politica, segretario, visto che lei tra l'altro viene anche dal mondo del lavoro, che sembra poi che molti che vengono dalla Romania poi se ne torneranno anche a casa, visto che il paese comunque sta offrendo delle opportunità interessanti, cioè molti tornano anche a casa. Quindi quello è un dato relativo e potrebbe essere temporaneo, no? Sì, vorrei tornare un secondo su quello che diceva lei prima. Il grafico di prima ci mostrava, prendo l'esempio della provincia di Padova che mi sembra lampante, che in realtà c'è una situazione anche buona tra Padova e la sua cintura, mentre c'è uno spopolamento evidente nella bassa padovana e mi pare anche in parte dell'alta padovana. Sì. Quindi è evidente insomma, che queste analisi vanno fatte anche a livello di singolo comune, di singola realtà, di singolo territorio. Però torna al ragionamento fatto prima. Padova, Venezia, Verona sono città universitarie e da questo punto di vista dovrebbero essere città che investono molto sui giovani e sul loro futuro. A me pare che non sempre sia così. Se oggi abbiamo gli studenti accampati in gran parte delle università d'Italia, lo stanno facendo certamente per un problema che riguarda l'abitazione, certamente la difficoltà a trovare abitazioni a prezzi normali, io dico, per il loro periodo di studio, ma anche perché si sentono in qualche maniera rifiutati dalle città e quindi non vivono quel momento come un momento anche per una stabilizzazione e quindi per la possibilità di rimanere in quel territorio. E questo è un problema sicuramente per noi importante. Sull'immigrazione, l'immigrazione siamo a un dato che probabilmente è del 10% ed è del 10% già da qualche anno, che è sicuramente molto lontano dai ragionamenti sull'invasione, sulla sostituzione etnica e via di seguito. Noi continuiamo a dire un paio di cose. Uno, l'immigrazione in quanto tale serve a questa regione, serve alla produzione, serve all'industria, serve nei servizi. Il tema è che l'immigrazione deve essere regolata e deve essere anche accompagnata con politiche di integrazione. Quello che noi vediamo è invece che questo tema diventa molto spesso un tema di, tra virgolette, propaganda e invece non viene mai trattato per quello che è. Certo, è evidente che noi avremo tra gli immigrati, come diceva lei, una parte di persone che vengono nel nostro paese per un periodo temporaneo, qualche anno, per fare il lavoro, per uscire dalle condizioni di difficoltà che hanno, per aiutare le famiglie che rimangono nel loro paese, ma ne abbiamo anche una parte importante che decide di costruirsi un futuro nel nostro territorio, nel nostro paese, di integrarsi e di dare una mano alla collettività. Adesso è solo un piccolissimo esempio, ma il fatto che a Pieve di Cadore, che è un nostro comune, sia stata eletta la prima sindaca in Italia di origine albanese è un fatto importante. È una persona che è venuta nel nostro paese con la sua famiglia, si è laureata, ha deciso di costruire un futuro in quel territorio e ha deciso di dare una mano concretamente a quella collettività, addirittura candidandosi a fare il sindaco ed essendo eletta come sindaco per i prossimi 5 anni. Chiaro. Ho portato solo questo esempio come esempio banale, ma io credo sarebbe davvero opportuno che noi cominciassimo a pensare al tema delle migrazioni, che ci saranno sempre, sono nella storia del mondo, in maniera completamente diversa, partendo proprio come se fossero una risorsa, come in realtà lo sono. Perfetto, io interrompo un attimo, siamo in ritardo con la pubblicità, pochissimi secondi e poi torniamo insieme.